Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Pioggia e forti raffiche di vento in arrivo, una nuova ondata di maltempo investirà nelle prossime ore la Sicilia domani, scuole chiuse a Palermo e Trapani. A Niscemi arrivano i primi aiuti per gli sfollati e la magistratura avvia le verifiche su cause e responsabilità, il terreno continua a franare. A Palermo chiedevano a tangenti per rilasciare alle famiglie le salme dei familiari morti in ospedale, arresti domiciliari per 3 dipendenti all'ospedale Cervello. Strage di Altavilla, Sabrina Fina nega di aver avuto un ruolo nei delitti e in aula racconta ho assistito all'orrore. Catania, rifiuti interrati e smaltiti illecitamente in una discarica abusiva, sigilli al parco divertimenti Etnaland di Belpasso. Emergenza idrica a Canicattì, minacce di morte al sindaco. Calcio, altalena di emozioni al Marassi, finisce 3-3 tra Sampdoria e Palermo, partita chiusa dal gol di Ceccaroni, per Inzaghi un buco importante. Catania fermato sullo 0-0 dal Cerignola al Massimino, rossazzurri attesi da 2 derby in 4 giorni contro Siracusa e Trapani. Bentrovati, non sarà come il ciclone Harry, ma una nuova ondata di maltempo è prevista dalle prossime ore in Sicilia. La perturbazione arriva dall'Atlantico e dal Portogallo e si prevedono forti venti e mareggiate sulle coste esposte. Proprio a causa del maltempo i sindaci di Palermo e Trapani hanno per domani deciso di tenere le scuole chiuse. Sentiamo Francesco Triolo. Dall'Atlantico e dal Portogallo alla Sicilia le condizioni meteo sono in peggioramento e l'isola sarà interessata ad una perturbazione consistente, non a livello di Harry, ma dicono gli esperti, con piogge e temporali da non sottovalutare. Ma soprattutto l'elemento più importante sarà il vento, venti forti di burrasca con rinforzi addirittura di tempesta sul basso Tirreno, da ovest, quindi di ponente, che nel corso della giornata di domani spazzeranno un po' tutta la regione da ovest a est, con raffiche che potranno raggiungere velocità di 80-90 km/h, ma con picchi localmente anche superiori ai 100 km/h nel corso della serata di domani, soprattutto lungo i punti più esposti della fascia tirrenica. Con il vento forte quindi anche le mareggiate potrebbero abbattersi soprattutto sulla costa tirrenica, dal Trapanese al Messinese. Un canale di vento parecchio esteso, un freccio parecchio esteso, e quindi sul Tirreno si svilupperanno delle onde con un'altezza media significativa intorno ai 5-6 metri, quindi un motondoso parecchio imponente, soprattutto nella zona a largo del Palermitano, e queste onde ovviamente causeranno delle mareggiate sui punti più esposti della costa tirrenica siciliana. Attenzione alta soprattutto sulle isole minori come Ustica e le Eolie, il tempo andrà a migliorare non prima della mattinata di venerdì. Nebbia, pioggia e nuovi movimenti del terreno. A Niscemi l'emergenza continua mentre arrivano i primi aiuti per gli sfollati e la magistratura avvia le verifiche su cause e responsabilità. Gerry Italia. Stamattina Niscemi si è svegliata avvolta da una fitta nebbia che ha coperto quasi interamente il fronte della frana, quasi a volerlo nascondere, ma il pericolo resta ed è ancora ben presente. La pioggia battente non ha certo aiutato le operazioni di recupero, ferme dal giorno del crollo nella zona di Sante Croci. Oggi, durante i controlli, le squadre USAR dei vigili del fuoco hanno registrato continui allarmi dai geolaser, strumenti che monitorano i movimenti del terreno. Il costone, insomma, continua a muoversi. Oggi è stato anche il giorno del sopralluogo del presidente della regione siciliana Renato Schifani. Dopo aver ispezionato la zona più colpita, il governatore ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti e i vertici della protezione civile regionale per fare il punto sull'emergenza. Subito ha annunciato un contributo immediato tra i 400 e i 600 euro che potrà arrivare fino a 900 in base al numero dei componenti del nucleo familiare per sostenere l'affitto delle famiglie costrette a abbandonare le proprie abitazioni. È un passo di decentramento istituzionale che tende a velocizzare tutto quello che è giusto realizzare a favore dei cittadini che hanno subito questi danni. Nell'immediato alcuni alloggi dello IACP saranno destinati agli sfollati, 3 sono già pronti a Niscemi, altri nei comuni limitrofi. Il sindaco potrà disporre di una delega speciale per accelerare le assegnazioni, mentre il municipio aprirà un ufficio distaccato della regione per snellire le pratiche e velocizzare l'accesso ai contributi. Ma tra i niscemesi c'è comunque malcontento. Davanti al palazzo comunale non sono mancati momenti di tensione. Alcuni residenti costretti a lasciare le
proprie case hanno cercato un confronto diretto con il Presidente, chiedendo certezze su tempi e interventi. Vogliamo una sicurezza certa perché noi siamo in mezzo a una strada, stiamo attraversando dei disagi veramente propri, vogliamo una risposta subito, immediata. Intanto si muove anche la magistratura. Il procuratore capo della Procura di Gela, Salvo Trevella, ha annunciato un briefing con polizia, consulenti tecnici e vigili del fuoco seguito da un sopralluogo lungo il fronte della frana. Un passaggio decisivo per chiarire cause, dinamiche e possibili responsabilità di un disastro che riaccende i riflettori sulla fragilità del territorio e sulle politiche di prevenzione. A Palermo chiedevano tangenti per dare alle famiglie le salme dei loro cari morti in ospedale. Gli arresti domiciliari sono scattati per 3 dipendenti dell'ospedale Cervello. Manlio Viola. Mazzette per accelerare il rilascio delle salme delle persone decedute in ospedale o per indirizzare la famiglia del caro estinto verso un'agenzia di pompe funebri specifica. Una vera e propria associazione a delinquere realizzata fra 3 dipendenti dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, addetti alla camera mortuaria, è stata scoperta dalla polizia. Così come già è emerso all'ospedale policlinico, anche al Cervello a governare tutto erano gli addetti alle salme. Le agenzie di pompe funebri si erano divise agli ospedali della città e pagavano per ottenere le salme e dunque gli incarichi per i funerali. Dopo 1 anno e mezzo di indagini iniziate nel 2024, la Polizia di Stato questa mattina ha eseguito 3 ordinanze di arresti domiciliari a carico di Vincenzo Romano, 67 anni, Onofrio Leonardo, 61 e Giuseppe Suriano, di 56. Le indagini sono state condotte dalla Mobile di Palermo, diretta da Antonio Sfameni, e coordinate dalla Procura. Le accuse per loro sono a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e corruzione per esercizio della funzione. Durante le indagini sono state intercettate le trattative per il rilascio delle salme e documentate le consegne alle pompe funebri anche in assenza delle prescritte autorizzazioni comunali. In un caso, dopo la morte di un cittadino irlandese a Palermo, gli agenti hanno documentato il pagamento di una tangente da 500 euro per poter riottenere la salma. I 3 avevano anche scoperto una delle cimici piazzata dalle forze dell'ordine. Agli atti anche una riunione intercettata da un'altra cimice nella quale si mettono d'accordo sulla storia da raccontare se interrogati. Il processo sulla strage di Altavilla, uno degli imputati, Sabrina Fina, in aula racconta: ho assistito all'orrore e tenta di discolparsi accusando il suo compagno. Un racconto drammatico sui momenti cruciali della violenza. Orazio Longo. Ero lì e ho assistito a quell'orrore, ma non sono un'assassina. Sono le parole di Sabrina Fina, coimputata in quella che è passata alle cronache come la strage di Altavilla, che davanti alla corte d'assise punta il dito contro l'ex compagno Massimo Carandente e contro il muratore Giovanni Barreca, incolpandoli degli omicidi di Antonella Salamone, moglie di Barreca, e dei figli Emanuele e Kevin, torturati e uccisi nella loro casa di Altavilla Milicia, nel Palermitano, a febbraio del 2024. Sentita dai giudici, Fina nega di aver avuto un ruolo attivo nella strage e racconta come conobbe Barreca e la sua famiglia. Frequentavamo la chiesa evangelica, dice. Antonella e sua figlia Miriam mi avevano chiesto aiuto. Sui giorni folli dei delitti la donna racconta di essere andata nella villetta solo per pregare, ma presto la cosa si sarebbe trasformata in un rito di liberazione dal demonio. La situazione sarebbe precipitata quando la Salamone avrebbe detto di volersene andare dalla casa. Il primo a morire sarebbe stato il bambino di 5 anni, Emanuel, soffocato con l'aria calda prodotta da un phon che gli era stato infilato nella bocca. Poi la Salamone l'ha uccisa Kevin, obbligato dal padre, racconta ancora Sabrina Fina, mentre Miriam dormiva sul divano. Il cadavere sarebbe stato portato fuori cosparso di benzina e bruciato. Infine sarebbe toccato al maggiore dei figli. Non accetto tutto questo fango che mi sta buttando addosso, la replica di Barreca. I rifiuti del più grande parco acquatico del Meridione, l'Etnaland di Belpasso, in provincia di Catania, invece di essere smaltiti correttamente, finivano in un'enorme discarica abusiva dove venivano bruciati e interrati. Sequestrata la struttura e indagato il titolare. Lorena Dolci. Le carte dei gelati, i cartocci delle patatine, i resti dei picnic, tutti i rifiuti prodotti dalle migliaia di visitatori di Etnaland, il più grande parco divertimenti del Meridione, finivano in una discarica abusiva in spregio di qualsiasi rispetto ambientale. Ogni giorno per anni i dipendenti li trasferivano in un terreno adiacente dove venivano bruciati e poi sotterrati. La scoperta durante un sorvolo degli elicotteri della Guardia Costiera che si sono accorti di queste buche nel terreno. Saltano fuori 1000 metri
metri cubi di rifiuti smaltiti illecitamente. Nel 2022 sigilla alla discarica un terreno di 6 ettari di proprietà dello stesso titolare del parco, Francesco Russello, che oggi invece vede scattare il sequestro del parco. Gli accertamenti sul terreno e sulle acque hanno confermato infatti i reati ambientali, accertando fra l'altro uno sbalzo di 9 metri, frutto dell'accumulo nel tempo dei rifiuti, per anni e in assenza totale di controlli. Parliamo insomma di un'attività che è macroscopica, perché non è una piccola azienda, era l'azienda forse più importante del posto e che quindi doveva probabilmente essere monitorata in precedenza da chi ha funzioni amministrative. Non solo rifiuti quasi mai differenziati, ma anche le acque di lavaggio delle piscine venivano smaltite senza regola. Finivano anche dentro il laghetto artificiale del parco acquatico, non adibito però ai bagni. Il rischio è per l'ambiente soprattutto, non c'era un rischio per chi andava a farsi il bagno nella piscina, ecco, per voler essere chiari. Russello deve rispondere di combustione illecita di rifiuto, traffico illecito e inquinamento ambientale. Dovrà provvedere a realizzare gli impianti di depurazione, il rispetto degli obblighi di smaltimento e la bonifica dei luoghi. A che condizioni potrà riaprire? Quando si sarà messa in regola completamente. Emergenza idrica e tensione alle stelle a Canicattì. Il sindaco Vincenzo Corbo finisce nel mirino di pesanti minacce, anche di morte, comparse sui social. Sulla vicenda stanno indagando Polizia Postale e Digos. Sentiamo Davide Sardo. Resta altissima la tensione a Canicattì per la crisi idrica, nonostante siano tornate a circolare in città le autobotti autorizzate da AICA. La rabbia di molti cittadini non si placa. Nel mirino è finito il sindaco Vincenzo Corbo, destinatario in questi giorni di una serie di minacce via web, alcune dal contenuto gravissimo. Se non si risolve la questione, acqua do fuoco a tutto, non farti vedere in giro, so dove abiti. Frasi shock accompagnate da insulti e richieste di dimissioni. Sinceramente non mi aspettavo questi attacchi così pesanti nella mia figura, ma io sono e sarò sempre accanto ai miei cittadini, anche perché dico, oggi io faccio l'interesse dei cittadini, ma forse qualcuno ha fatto passare il messaggio che io non faccio l'interesse dei cittadini, invece non è così. Sui messaggi stanno ora lavorando gli agenti della Polizia Postale e gli uomini della Digos, della Questura di Agrigento. Il primo cittadino è stato ascoltato e sono stati acquisiti diversi screenshot anche di profili anonimi. Un'escalation preoccupante che potrebbe portare nelle prossime ore all'adozione di misure di tutela per il sindaco. La situazione resta sotto stretta osservazione. A Catania, per gli spari di domenica scorsa al villaggio d'Usmet, è stato arrestato un 27enne accusato di tentato omicidio nei confronti di un vicino di casa, un 48enne ferito alla gamba che a causa della gravità delle lesioni riportate è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La polizia indaga anche sulla sparatoria di Via della Concordia, dove un pregiudicato di 27 anni è stato ferito alla gamba sinistra all'interno del locale nel quartiere di San Cristoforo. E adesso rimaniamo a Catania, parliamo di periferie, siamo andati al villaggio d'Usmet dove la sicurezza è messa in serio pericolo. Tonino De Mana. Il centro di Catania è ad un passo, anche se villaggio d'Usmet si può etichettare come periferia, lontana periferia. La conferma arriva da queste immagini, con una percezione di abbandono che non lascia spazio a interpretazioni. Marciapiedi quasi off limits per svariati motivi, dai rami d'albero caduti e lasciati per terra da diverso tempo alle microdiscariche, con materassi e spazzature in bella mostra, passando all'Eternit, abbandonato in questa aiuola e che nessuno sembra vedere, dal momento che si trova lì da oltre 2 settimane. Ed è pure beffardo il cartello fatiscente che vi mostriamo. Area di attesa numero 116, in caso di terremoto radunarsi in quest'area che è sicura. Di sicuro, lo vedete, c'è ben poco. L'immagine simbolo è la ringhiera arrugginita, la cui oscillazione è evidente, così come il pericolo. Da un pericolo all'altro, guardate questo tombino ricoperto solo dal fogliame in via Vescovo Maurizio Altavilla. Marciapiedi, ostaggio anche della sosta selvaggia, specie in orario scolastico, con decine di minicar parcheggiate ovunque. Posti non ci sono per le macchinette, sono messi tutti quanti qua, anche sulle panchine. Dentro il villaggio è pieno di macchinette che le persone non possono neanche uscire da casa. Ci sentiamo abbandonati da tutti
e nessuno, o quantomeno vengono le persone qua, diciamo, parte politica viene solo qua per prendere voti e andarsene. Dulcis in fundo l'accumulo di pietra lavica e rifiuti in prossimità delle case. Sono lì dal 2023, quando furono realizzati ed inaugurati questi campetti. Vogliamo capire, dopo che abbiamo fatto commissioni consigliari, siamo andati sul posto, cosa vuole fare questa amministrazione? Noi l'abbiamo segnalato, siamo andati sui luoghi e non è cambiato nulla. Villaggio Dusmet chiama, la speranza è che qualcuno risponda. Adesso una breve pausa e poi parleremo di una nostra bella iniziativa legata a Sanremo. A tra poco. Sorpreso in bici elettrica sull'autostrada A18 Messina-Catania in contromano sulla corsia di sorpasso. La postrada di Giardini Naxos ha fermato un 23enne affetto da disagio psichico. Condotto in ospedale, il giovane è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, mentre la bici è stata riconsegnata al proprietario. Dopo la sinergia nata con la festa di Sant'Agata tra Antenna Sicilia ed RTL, nasce una nuova collaborazione durante il Festival di Sanremo. Il presidente della prima radio più ascoltata in Italia, Lorenzo Suraci, apre le porte della grande postazione mobile della radio alle nostre telecamere. Ci dice di più Roberta Lunghi. Primato su primato. In Italia la radio più ascoltata è ancora RTL 102.5 che con Radio Freccia e Radio Z supera i 9 milioni di ascoltatori al giorno. Nulla è per caso, perché i risultati tanto importanti nascono dalla passione e dal lavoro ormai trentennale di Lorenzo Suraci, editore e anima della radio, geniale anticipatore della radiovisione, con il vizio delle intuizioni che si sono rivelate poi chiavi di volta per avvicinare e fidelizzare il pubblico e con l'intelligenza di non adagiarsi mai sugli allori. Mai adagiarsi, anzi immaginarsi che comunque c'è tanta strada avanti. Ci piace cominciare a rafforzare quella che è la realtà, diciamo, italiana, particolarmente regionali. E proprio in quest'ottica, dopo la sinergia durante la festa di Sant'Agata tra RTL e Antenna Sicilia, nasce una nuova collaborazione. Vi ho fatto un invito ufficiale per esserci anche voi con noi a Sanremo per questa grande esperienza che noi facciamo ormai da tantissimi anni. RTL da molti anni, potente amplificatore del Festival di Sanremo, in questa edizione aprirà le sue porte anche della radiovisione alle telecamere di Antenna Sicilia per condividere retroscena e interviste ai protagonisti. Allora verremo a curiosare nel vostro meraviglioso track. Dovete venire, avremo modo di amplificare al massimo quella che è la nostra esperienza a Sanremo. Pronti a diventare tutti rigorosamente dei veri normal people. Grazie Lorenzo Suraci. Assolutamente, grazie a voi. Adesso una breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, gara scoppiettante al Marassi, finisce 3-3 tra Sampdoria e Palermo, è stata un'altalena di emozioni, alla fine ha pareggiato Ceccaroni per i siciliani, per Inzaghi un punto importante, così lo definisce. Sentiamo Marco Gullà. Fuochi d'artificio a Marassi, Sampdoria-Palermo regala emozioni e gol. Finisce 3-3, una partita infinita con i rosanero che acciuffano il pareggio oltre il 90° con questo colpo di testa di Ceccaroni. È il 12° risultato utile consecutivo per la formazione rosanero, che però adesso rischia di allontanarsi dalla zona promozione diretta. Riavvolgiamo il nastro, c'è l'ex Brunori tra i blucerchiati. Inzaghi risponde con Jonsen dal primo minuto. Partita scoppiettante sin da subito, 2 gol annullati, uno a Brunori, l'altro a Pierozzi per fallo di Bani, ma i siciliani trovano il vantaggio al tramonto del primo tempo per una sfortunata autorete di Abigard dopo un cross di Palumbo. Ripresa, succede di tutto. Begic dopo 5 minuti pareggia e poi al 54° Brunori serve un assist al bacio per Pierini che segna il suo primo gol in blu cerchiato. Partita ribaltata. La Samp cala il tris al 23° sotto la pioggia battente con l'inserimento vincente di Cherubini su assist
Est dalla destra. Sembra finita, ma non è così. I cambi di Inzaghi danno la scossa ai rosanero che tornano in vita con il gol di Augello dopo una grande azione di Palumbo. Poi nel finale la capocciata di Ceccaroni regala il pareggio al Palermo. Negli istanti finali ci prova poi Ampalo, ma il punteggio resta sul 3-3. Una partita memorabile a Marassi. Partita dai 1000 volti, è chiaro che finito il primo tempo speravo di vincerla, poi per come si era messa insomma va bene così, abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo fatto il 3-3, anzi con poi Ampalo abbiamo sfiorato il 4-3, adesso non ho ancora visto quell'episodio, però insomma teniamoci questo punto che sarà molto importante, diamo seguito ai nostri risultati. E il Catania non va oltre il pareggio contro il Cerignola al Massimino 0-0, il finale e il Benevento vittorioso a Trapani, scappa via Marco Carli. Il Catania non riesce ad andare oltre e questa volta non viene in soccorso nemmeno il campo amico. Dopo la sconfitta di Potenza col Sorrento arriva il pareggio a reti bianche con il Cerignola dopo una gara di costruzione in cui il Catania ci prova, ma l'unica vera parata la fa Dini. Primo tempo dei ritmi bassi e con tanti errori tecnici. Quaini va in gol dopo un tocco di Allegretto, ma l'arbitro fischia fallo e resta dello stesso avviso dopo la revisione. Si deve arrivare quasi alla mezz'ora per vedere una conclusione insidiosa. Ci prova Jimenez da fuori area, sinistro al lato di poco. Il Cerignola però risponde con parlato, questa volta il tiro di destro ma il risultato identico, pallone fuori. L'occasione giusta, la prima vera palla gol, capita sui piedi di D'Ausilio che da dentro l'area non capitalizza il passaggio di Corbari e spedisce alto. L'unico rammarico che nelle situazioni pericolose che abbiamo creato siamo stati poco incisivi e poco determinanti, però per quanto riguarda la prestazione non posso rimproverare niente ragazzi. Fra l'avvio della ripresa e i primi minuti entrano Lunetta, Di Noia e poi Caturano e Bruzzaniti. Il Catania ha più profondità, da un'iniziativa di Lunetta il pallone arriva a Casasola che calcia alto. L'esterno si ripete, è ancora servito da Lunetta ma spedisce fuori anche se non di molto. Tocca però a Dini salvare il risultato. Russo da sinistra, pennello un cross su cui Dorazio scaglia un tiro potentissimo che il portiere etneo respinge con un grande intervento. Toscano si gioca anche la carta Rolfini. Arriva l'occasionissima sui piedi di Lunetta, ben lanciato da Quaini, ma la conclusione è deviata in angolo. Il Catania chiama anche 2 volte la revisione, ma l'arbitro non cambia idea. Nel convulso finale viene espulso Lunetta. Finisce la lunga striscia di vittorie interne, un risultato che, complice il Benevento che scappa, allontana anche il sogno della promozione diretta. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.